riusciti a riagguantarla, un po' condizionata anche dal vento per entrambe le squadre. Poi alla fine, come hai detto tu, la lotteria dei rigori è come un terno al lotto, però non ho niente da rimproverare a questi ragazzi perché ancora una volta hanno dato l'anima, però alla fine va bene così, dai. Pensiamo adesso a ributtarci nuovamente in quello che è domenica un altro big match, già mi devo proiettare a pensare a quella che è la partita successiva. Se mi soffermo per di vista anche quello che è il prossimo big match. Hanno lottato ancora una volta fino al 94esimo e quasi 95esimo. Potevamo chiuderla prima, non ci siamo riusciti, però dirò e penso che sia i tifosi, la società, io stesso, il mio staff fino all'ultimo hanno dato il massimo per cercare di portare la qualificazione al passaggio successivo.